Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, una giornata dedicata al processo contro Filippo Turetta che rischia l'ergastolo. La sentenza è attesa per oggi non prima delle 15. I nostri colleghi Cristian Arboit e Ilaria Marchiori, i nostri tecnici, sono sul posto, ci collegheremo tra pochissimo, ma prima partiamo da un caso umano, una vicenda davvero raccapricciante. Dopo essere stato sfrattato aveva trasformato il garage nella sua abitazione ed è stato trovato morto lì sabato Marco Magrinda, di 53 anni, originario di Campo San Piero ma residente da qualche tempo in un condominio a San Liberale a Treviso, dove si era trasferito da poco. Dovremmo avere delle immagini. A rinvenire il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione degli amici che non avevano sue notizie da alcuni giorni. Purtroppo quando i soccorsi sono arrivati non c'era più nulla da fare. Marco era già deceduto a causa di un malore. Aveva passato un periodo complicato anche a livello di salute, soffriva di problemi cardiaci. Originario di Campo San Piero in provincia di Padova, viveva a Treviso da qualche anno. Nonostante le difficoltà, negli ultimi mesi si stava impegnando per rimettersi in carreggiata e aveva trovato lavoro presso un'azienda di Canizzano. Pensate che solo nella Marca sono oltre 2000 le case che sono state oggetto di pignoramento. La gente non ce la fa a pagare gli affitti, a pagare i mutui. Ma andiamo in diretta a Venezia, dove è in corso il processo per la morte di Giulia Cecchettin. L'attesa, vi dicevo, l'attesa per la sentenza che arriverà non prima delle 15. Andiamo in diretta da Cristian Arboit. Sì, direttore, confermo, non prima delle 15, non prima delle 3 del pomeriggio. Il verdetto, un verdetto atteso. Il collegio si è riunito in Camera di Consiglio dalle 9:45 di questa mattina. Collegio che è composto da 8 persone: il giudice, il presidente Stefano Mancuso, poi la giudice a latere e i 6 giudici popolari. Saranno loro a dire l'ultima parola sulla vicenda umana e processuale di questi mesi. In ballo chiaramente c'è l'ergastolo per Filippo Turetta, questa è la richiesta della pubblica accusa sostenuta dalle parti civili. Perché l'ergastolo? Perché l'omicidio volontario, che è l'accusa principale, ha delle aggravanti per il PM, che sono principalmente 3, ovvero la premeditazione, la crudeltà e lo stalking. La premeditazione perché Filippo Turetta avrebbe pianificato il tutto 4 giorni prima l'omicidio, quindi ancora il 7 di novembre. Poi ricordiamo la morte di Giulia avvenuta la sera dell'11 novembre, poi il corpo è stato adagiato in quel dirupo tra Barcis e Piancavallo nella notte tra l'11 e il 12 novembre. Quindi la premeditazione, la famosa lista delle cose da fare che è stata poi rinvenuta sui device di Turetta, la crudeltà, le 75 coltellate inferte sul corpo della povera Giulia, 25 delle quali è emerso la scorsa settimana durante la requisitoria del pubblico ministero Andrea Petroni, 25 soltanto sul braccio e sulla mano, a riprova del fatto che Giulia si è difesa strenuamente. Premeditazione, quindi crudeltà, e poi lo stalking, i messaggi compulsivi, tantissimi, decine, centinaia che Turetta continuava a mandare a Giulia, sia prima che dopo la relazione, anche a relazione terminata. Uno tsunami di messaggi a volte molto violenti e minacciosi. Insomma, su questo dovranno
dovranno decidere i giudici togati e popolari riuniti in corte d'assise. A rappresentare la famiglia Cecchettin sono gli avvocati Stefano Tigani e Nicodemo Gentile. Nicodemo Gentile rappresenta la sorella Elena, oggi non presente. Elena non ha mai partecipato per motivi anche di salute e proprio di stabilità emotiva, non ha mai partecipato a questo dibattimento. Stefano Tigani rappresenta Gino Cecchettin e poi ci sono anche i legali della nonna Carla Gatto e degli zii, l'avvocato Antonio Cozza per la nonna Carla Gatto e l'avvocato per appunto il fratello minore e lo zio paterno di Giulia. Insomma, questo per quanto concerne le parti civili. La difesa è rappresentata da Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, la difesa di Turetta, e noi siamo in grado di mostrarvi un'intervista fatta questa mattina all'avvocato Giovanni Caruso, che nell'ultima settimana è finito al centro delle polemiche per la sua arringa difensiva di martedì, quando ha appunto ha tentato di smontare le aggravanti che invece sono state in qualche modo messe in riga dalla pubblica accusa. Sentite cosa ha detto ai nostri microfoni l'avvocato Caruso. Avvocato Caruso, buongiorno, salve. Solo per chiederle, Turetta sarà in aula, solo questo? Turetta sarà in aula, sì. Rilascerà dichiarazioni spontanee? No, non è in programma. Non sono in programma. Non sono in programma. Ecco, e avvocato, cosa prevede oggi come tempistiche? Ci può dire qualcosa? Non ho la palla di vetro. Lei farà delle controdeduzioni? No, non replicherò. Non replicherà? Questo lo possiamo dire? Sì, sì. Grazie. Ecco, questo l'avvocato Giovanni Caruso, che ai nostri microfoni ha anticipato la linea. Poi alla fine cos'è successo? È successo che nessuna delle parti ha replicato, non ha replicato il PM Petroni, quindi non hanno replicato le parti civili né tantomeno la difesa. Questa mattina molti giornali parlavano di una possibile dichiarazione di Filippo Turetta, dichiarazione che invece non c'è stata. Spontanee dichiarazioni, è un diritto dell'imputato quello di intervenire prima della sentenza. Così non è stato. L'avvocato Caruso quindi non si è avvalso di questa possibilità. Questo cosa significa? Significa che a livello processuale tutto è rimasto cristallizzato alle udienze della scorsa settimana. Quindi noi siamo in attesa. Alle 3 più o meno ci sarà questa sentenza, quindi il giudice, la Corte d'Assise ci dirà se Filippo Turetta avrà o meno l'ergastolo. A te la linea, direttore. Grazie molto a Christian Arboit, a Sandro Ponchio per le riprese. Abbiamo sentito l'avvocato Giovanni Caruso, legale di Filippo Turetta. Adesso sentiamo anche cosa ha detto prima dell'udienza l'avvocato della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani. Avvocato, che speranza, che stato d'animo ha oggi? Le speranze sono finite nel momento in cui abbiamo saputo che Giulia è morta un anno fa. Il resto è processo. E senta, avvocato, Gino Cecchettin è già all'interno, non ha rilasciato dichiarazioni, lei ha avuto modo di parlare con lui? Beh, noi ci sentiamo sempre, però non abbiamo parlato in particolare della giornata di oggi. Ci si scambia sempre un abbraccio, ci si vede domani, in bocca al lupo, sempre così. Alla sesta udienza, che cosa possiamo dire di questo processo? Come è andato? Direi che possiamo commentare questo processo solo nel momento in cui avremo visto le motivazioni della sentenza. Di resto sarebbe solo chiacchiera, inutile, non ha senso. Anche oggi c'è in aula Filippo Turetta, questo può avere un peso, il fatto che lui sia presente? No, l'imputato ha sempre diritto di essere presente, per cui non è né un premio né una nota negativa. L'imputato ha diritto di essere presente e se vuole essere è giusto che ci sia.
Voi no. ribadite chiaramente la vostra linea, che è quella appunto della massima responsabilità. Sì, assolutamente, secondo noi, lo abbiamo detto in tutte le salse, l'imputazione è perfetta, le aggravanti ci sono tutte e dopodiché se la Corte le riterrà sussistenti la matematica del codice la conosciamo bene tutti. La sentenza, ricordo, non prima delle ore 15, intanto ci sono tutte le truppe, le televisioni dall'Italia e dall'estero, perché questo è diventato un caso mediaticamente importantissimo ed è stato circondato dai giornalisti anche lo zio di Giulia Cecchettin, Andrea Camerotto. Sentiamo una parte delle sue dichiarazioni. Ci sono dei desideri nella famiglia, ma non siamo noi che decidiamo, quindi attendiamo fiduciosi la sentenza giusta per Filippo. Ho già detto che non vincerà nessuno. Sì, l'ho scritto ieri, non vincerà nessuno perché noi abbiamo perso Giulia, la famiglia di Filippo ha perso Filippo. Filippo resterà quello che è, insomma, a prescindere dalla condanna, dalla durata della condanna, lui rimarrà sempre l'assassino di Giulia. Ecco, questo lo sento dentro di me, lui non può, perché la giustizia gli dà la possibilità di risollevarsi socialmente, uscire dal carcere e non essere più l'assassino di Giulia. Lo sarà sempre e questo è il suo più grande peso. Giulia ha detto che non l'hanno convinta le lacrime di Filippo in aula. Sicuramente sì, è già passato un mese da quando insomma gli hanno fatto l'interrogatorio. Io non l'ho sentito emotivamente vicino alla tragedia che ha creato. Lui si sta rendendo conto, si è reso conto in questo periodo che probabilmente anche i suoi avvocati e le persone che lo seguono in carcere l'hanno fatto consapevole di cosa sta andando incontro. Io penso che una persona che è stata libera fino a un anno fa e si ritrova a dover pensare di passare la sua vita, insomma la sua giovinezza in carcere, lo facciano piangere. Lui non ha mai nominato Giulia nel suo percorso, nel suo interrogatorio, o forse una volta. L'ha nominata pochissimo anche nel memoriale, scriveva lei, io l'ho letto quel memoriale. L'ho trovato anche un po' insulso, se vogliamo, nel modo di scrivere, insomma non era così da ragazzo di 22 anni, sembrava più da ragazzetto, insomma crudo, immaturo. A voi famiglia non ha neanche mai chiesto scusa, Filippo? Beh, lui l'ha detto direttamente in aula quel giorno, non mi sento di chiedere scusa, bisogna anche provarci. Io credo che bisogna anche provare. Allora, premetto che io non sono per il perdono, Io non sono per il perdono, io non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote e mi sono reso conto che non perdonerò mai chi fa del male alle donne. Prima non eravamo coscienti, mio cognato l'ha detto, anch'io ero come mio cognato, si leggeva la notizia, si assaporava la disgrazia, si girava pagina e ognuno ha la propria vita. Bisogna farsi delle domande da ora in poi. Per questo c'è la fondazione che porta il nome di Giulia, che per voi è importante. Sì, la fondazione, io non faccio parte della fondazione, l'ho ripetuto tante volte, ma sono contento che mio cognato abbia intrapreso questa strada importante e sono pronto a dargli sempre una pacca sulla spalla perché vada avanti, perché con questa fondazione aiuterà i giovani a dialogare tra di loro e insieme alle persone che lo aiutano. Voi oggi vi aspettate l'ergastolo? Avete fatto il funerale a Giulia, un ricordo di Giulia, perché è giusto tutto questo? Un ricordo sono tutte le persone che ha coinvolto Giulia inconsapevolmente ovviamente, perché lei non c'era più, però le sue foto, i suoi sorrisi.
Altre 2 donne uccise, 2 processi in corso e andiamo a Treviso in diretta da Daniela Sizia perché parliamo dei processi per l'uccisione di Vanessa Ballan e di Margherita Ceschin. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo proprio fuori dal Tribunale di Treviso. È iniziata l'udienza preliminare per il processo di Bujar Fandai, che ha ucciso Vanessa Ballan, incinta, mamma di un bimbo di 5 anni. Oggi qua erano presenti i familiari di Vanessa e anche la famiglia del compagno di Vanessa. Ci sono stati momenti di tensione perché il papà di Vanessa voleva parlare con Bujar, che è stato portato dentro al sicuro quando poi è stata chiusa la porta, proprio per evitare delle tensioni. Lui voleva parlare con Bujar, ma è stato allontanato dalla polizia penitenziaria. La difesa di Bujar ha chiesto di eliminare l'aggravante della premeditazione. Ricordiamo, lui è stato accusato di omicidio volontario premeditato, e quindi ha chiesto il rito abbreviato, ma questo è stato già escluso dal giudice, che però ora si riserve per il rinvio a giudizio, che insomma sembra abbastanza matematico, insomma il rinvio a giudizio di Bujar Fandai. Probabilmente poi forse qualcosa dirà anche la mamma, che quando è uscita dall'aula è scoppiata in un pianto dirotto. Vedere, insomma, ci diceva l'avvocato, il volto dell'assassino della figlia e del nipote, perché ricordiamo appunto che Vanessa era incinta, è stato davvero difficile per tutti loro. Ora il giudice si è ritirato e deciderà intorno all'1, ma insomma probabilmente rimarrà anche la premeditazione, quindi omicidio volontario premeditato, e Bujar Fandai sarà rinviato a giudizio. Questo è quanto è accaduto per quanto riguarda Bujar Fandai. Fra poco inizierà anche l'udienza preliminare per un altro femminicidio che ha sconvolto la Marca trevigiana, che è quello dell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nel 2023 a Conegliano. Oggi verranno unificati i 2 fascicoli, si pensa verranno unificati, quello delle primi che sono stati arrestati, compreso il mandante dell'omicidio, che è l'ex marito di Margherita, e quello dell'ultimo arrestato, che si trova in carcere a Belluno, e dell'intermediaria della banda, Candy, che era stata appunto arrestata e che si trovava agli arresti domiciliari fino ad ora. Potrebbero esserci delle novità su questo omicidio. L'avvocato Serpico, che difende l'arrestato che si trova a Belluno, che sarebbe l'autore materiale dell'omicidio, ci ha fatto capire che chiederà qualcosa, per cui potrebbe esserci una svolta clamorosa, ma ovviamente dovremo attendere di capire quale, perché entreranno in aula alle 13:45. Questa è la notizia che ci ha dato l'avvocato. Ha detto infatti rimanete perché forse qualcosa emergerà da questo. Forse è un problema tecnico, però, che potrebbe portare ad una svolta clamorosa di questo omicidio. Questo è quanto sta accadendo. Noi stiamo aspettando che rientri in aula il GIP De Stefani per invece farci sapere, insomma, del rinvio a giudizio di Bujar. Lui è in aula e come vi ho detto, insomma, in un clima davvero teso. La famiglia adesso è stata fatta uscire proprio per evitare altri e ulteriori contatti con l'assassino di Vanessa Ballan. Direttore, qua da Treviso per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizia e a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Andiamo avanti con la cronaca. C'è stata una tragedia a Carmignano di Brenta, un 32enne che ha attraversato i binari in bicicletta ed è stato travolto da un treno merci. La vittima era un operaio, sarebbe passato in un punto in cui era vietato passare. Vediamo.
Aveva appena finito il suo turno di lavoro e con la bicicletta ha tentato di attraversare i binari, ma è stato travolto dal treno che stava passando proprio in quel momento. L'urto violento non ha lasciato scampo a Moussa Kande, 32enne della Costa d'Avorio, investito e ucciso a Carmignano di Brenta. L'uomo arrivato in Italia nel 2016 viveva a Vicenza e lavorava da 4 anni come operaio alla Brenta Recycling di Grantorto. Al momento dell'incidente era in sella alla sua bici e, secondo i primi rilievi, avrebbe tentato di attraversare i binari nei pressi della stazione di Carmignano, in un punto in cui non è consentito il passaggio. È stato investito da un treno merci che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Il 32enne è deceduto all'istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La linea ferroviaria è stata interrotta. Servizio di Valentina Visentin. Più tardi andremo a Vigo d'Arzere, dove una famiglia, una trentina di rom, ha occupato un bed and breakfast, una situazione che sta seminando anche paura nel quartiere, con anche la possibilità che ci sia uno sgombero annunciato dal Ministro degli Interni Piantedosi. Andremo lì fra poco. Intanto dalle prime ore di questa mattina a Mestre, a Padova e anche a Conegliano, i carabinieri della compagnia di Mestre stanno eseguendo 11 arresti di nigeriani per traffico di droga. L'operazione vede impegnata anche l'Arma delle province interessate, supportata dalle unità cinofile del nucleo carabinieri di Torreglia e dalle squadre di intervento operativo del 4° battaglione mobile Veneto. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP presso il Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica Lagunare. Le indagini hanno riguardato lo spaccio di droga a Mestre nel quartiere Piave da giugno ad ottobre dello scorso anno. E parliamo del dissequestro di un albergo. È stato dissequestrato 3 settimane fa il vano Caldaia, collocato al secondo piano dell'hotel Alexander Palace di via Martini d'Ungheria ad Abano, dove lo scorso 13 ottobre era divampato un incendio a seguito di un cortocircuito che aveva costretto all'evacuazione di 273 clienti. Dopo il sequestro da parte dei vigili del fuoco e le verifiche, il vano è stato dissequestrato, cosa che consentirà ora alla proprietà di poter avviare le opere di sistemazione dell'albergo. La direzione dell'hotel sta già affidando gli incarichi alle ditte per la sistemazione della struttura. I danni stimati ammontavano a circa €1 milione. 3 vigili del fuoco e un operatore della Sores, sono 4 gli indagati da parte della Procura di Udine in merito alla tragedia sul fiume Natisone a Premariaco. Ricorderete i 3 ragazzi che si strinsero proprio mentre stava salendo la piena del fiume. Sentiamo. Sono 4 gli indagati per omicidio colposo plurimo di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un operatore della Sores e 3 vigili del fuoco, che sono le figure che hanno gestito la tempistica e la modalità degli interventi. Quel giorno Patrizia Cormos contattò il 112 per chiedere l'intervento dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, il 112 smistò la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco, dove i 3 operatori indagati, dopo aver parlato con la ragazza, chiesero alla centrale Sores l'intervento dell'elicottero. Tutto ruoterebbe sulle tempistiche di intervento del mezzo aereo richiesto dalla Sores. Sembrerebbe che la decisione di far alzare in volo l'elicottero Drago da Venezia sia stata presa perché l'elisoccorso del 118 in quel momento era già impegnato in un altro intervento. Purtroppo l'elicottero Drago dei vigili del fuoco arrivò sul posto quando era ormai troppo tardi. I 4 indagati sono stati raggiunti da un invito a comparire in procura per essere interrogati. I legali Maurizio Miculan e Stefano Buonocore, rispettivamente difensori dell'operatore della Sores e di 2 dei vigili del fuoco indagati, annunciano che i loro assistiti non si presenteranno all'interrogatorio e tutto sarà rimandato alla fase successiva alla chiusura delle indagini, quando gli avvocati potranno accedere agli atti del fascicolo e agli elementi in mano alla procura che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati. Al momento sembrerebbe tutto basato sulle registrazioni delle telefonate intercorse tra Patrizia Cormos e i soccorritori nelle sale operative e sulla relazione dei carabinieri. La chiusura delle indagini sarebbe imminente, considerato che gli indagati sono stati invitati a comparire entro questa settimana e che la convocazione degli stessi di solito è un passaggio che anticipa di poco la chiusura delle indagini e il passaggio alla fase successiva.
Servizio della nostra redazione di Udine. Adesso andiamo a Vigo d'Arzere da Valentina Visentini in diretta, perché potrebbe essere imminente lo sgombero del bed and breakfast occupato da una trentina di nomadi rom. Probabilmente sarà lo stesso ministro degli interni Piantedosi a dare via questa operazione. Intanto il B&B è stato occupato, è stato assediato dalle televisioni di mezza Italia. Andiamo in diretta. Valentina Visentini. Sì, buongiorno, ci sono anche delle novità, perché sono entrati anche da poco i carabinieri insieme ai tecnici dell'Enel all'interno del B&B occupato. Si sta cercando di rimuovere gli allacciamenti abusivi che hanno realizzato questi nomadi per attaccarsi alle utenze degli altri condomini dello stabile. Perché cosa è successo? Perché il proprietario di casa aveva staccato le utenze in un primo tentativo di sgombero della struttura, ma quando sono rientrati rompendo le nuove serrature, forzando il portoncino d'ingresso, questi nomadi si erano poi allacciati abusivamente alle utenze degli altri condomini. Questa mattina appunto l'intervento dei carabinieri, che li vedete, della compagnia di Padova che vedete alle nostre spalle, insieme ai tecnici dell'Enel, sono all'interno perché non è facile trovare il punto preciso in cui queste persone hanno fatto l'allacciamento. Si tratta di una famiglia Sinti, inizialmente erano 2 persone quando avevano affittato per 4 giorni questo locale, questo B&B, poi non se ne sono più andati, anzi hanno cominciato ad arrivare sempre più persone, anche minori, e qui sta poi anche la difficoltà nel sgomberare questo stabile. Dopo le varie denunce ai carabinieri, anche la procura comunque è stata informata, è partita un'indagine, si è interessato lo stesso ministro Piantedosi, che ieri era a Venezia e che ha parlato proprio di questo caso. Ma ricostruiamo la vicenda, sentiamo le parole del ministro nel nostro servizio. L'accusa di insolvenza fraudolenta, e ci sarebbero già 3 indagati per la vicenda del B&B occupato a Ponte Vigo d'Arzere da un gruppo di Sinti che, dopo averlo affittato per 4 giorni, si è stabilita in pianta stabile e non vuole più lasciare l'appartamento di proprietà di un professionista padovano che l'aveva ristrutturato e adibito a struttura ricettiva. La procura di Padova ha aperto un'indagine dopo la denuncia fatta ai carabinieri e presto potrebbe esserci un nuovo sgombero, come auspicato anche dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ieri era a Venezia e ha affrontato il tema dell'identificazione nelle strutture alberghiere per i B&B e appartamenti per soggiorni brevi, facendo riferimento al sistema delle key box che non può funzionare così e al caso specifico di Ponte Vigo d'Arzere. Io non so quanto questo sia dovuto all'utilizzo del cesso così. Chiaramente si tratta di una situazione di occupazione abusiva, adesso lo affronteremo con le autorità. Beh certo, prima o poi insomma non è una situazione, è un'occupazione abusiva, quindi sicuramente è riusciti a sgomberarli. Lo vedremo. Un primo tentativo di allontanare il gruppo di Sinti, che si è insediato da metà ottobre anche con alcuni bambini e che continua a portare gente nuova, c'era stato qualche settimana fa, quando il proprietario aveva fatto cambiare la serratura dell'appartamento, ma i nomadi erano riusciti a scassinarlo e a riappropriarsi illegalmente dell'alloggio. Per di più, visto che il proprietario aveva staccato le utenze, loro si sono allacciati abusivamente a quelle degli altri condomini, a cui stanno rendendo la vita impossibile con continui schiamazzi e feste a tutte le ore. Ed è veramente un clima di tensione e di paura quello che stanno vivendo i condomini di questo stabile. Nessuno vuole parlare perché ovviamente hanno ricevuto anche minacce da questa famiglia di Sinti, che ha minacciato anche lo stesso proprietario del B&B. Sono arrivati qui a metà ottobre, 4 giorni doveva durare il loro soggiorno, invece sono rimasti dentro ad oltranza, portando numerose persone. Ci sono continue feste, la spazzatura che non viene gettata nei cassonetti, quindi vedete alle nostre spalle i carabinieri che stanno cercando di trovare il punto in cui c'è l'allacciamento abusivo e sono al lavoro ormai da ore, quindi entro oggi ci dovrebbero essere comunque il definitivo distacco delle utenze. Ma come dicevamo, questa vicenda ha creato ovviamente tantissima attenzione mediatica in primo luogo, perché sono arrivate televisioni da tutta Italia, ma anche a livello di opinione pubblica a Padova. Ecco che cosa ne pensano i padovani di questa vicenda. Io vi lancio il servizio e restituisco la linea allo studio.
La vicenda di Ponte Vigo d'Arzere, quel signore che aveva un B&B, l'ha affittato a delle persone, in realtà queste persone erano zingari, adesso sono entrati e le l'hanno occupato. Sì, io sono contraria veramente, perché ce ne sono troppi, diciamo, ce ne sono proprio troppi, magari non denunciati, Sarà tutto regolare, solo che praticamente ha affittato delle persone, queste persone in realtà poi erano zingari e quindi adesso gli stanno occupando la casa. Insomma, ne sappiamo qualcosa di occupazione della casa, esatto, ne sappiamo. Speriamo che qualcosa cambi, va bene? Ma roba da matti, cioè cosa devo pensare, scusa. No dai, come si fa? Cioè la casa non è tua, uno. Entri dentro, tra l'altro dopo aver pagato per un B&B per 4 giorni, 4 giorni te ne appropri così, è come se scelgo quella macchina, la scassino e me la prendo, me la porto via, cioè ma scusa, ma che senso ha? No, non era mai successo qua in zona, per questo non avevo mai sentito una cosa del genere. Strana, bella inventiva anche da un lato, ma per carità. Mi trovi sfavorevole al 1000%, però questione di scelte politiche purtroppo, non di noi cittadini. Ecco, insomma, questo signore aveva questo B&B, pensava fossero turisti, invece erano zingari e adesso non vogliono più andarsene. Cosa si potrebbe fare? No, questi B&B devono essere controllati, cosa che non sono controllati. Non sono controllati da nessun punto di vista, né economicamente né niente. Io lavoro in ospedale, c'è gente che sta qua per una settimana, per motivi di salute spende 1.200 euro al mese, alla settimana. Sarà la prima volta, ma non sarà l'ultima purtroppo, e questi B&B fanno discutere, no? Però evidentemente c'è anche molta aggressività tra le persone, anche l'ingiustizia sociale viene combattuta un po' in maniera autonoma e questo non va bene. Non è assolutamente giusto che persone si appropriano delle case altrui, non mi sembra il caso che occupano delle case di persone senza pagare l'affitto, pagare come fanno le persone normali, insomma, è giusto. Sì, è un fatto sconvolgente, soprattutto pensando ai proprietari di case occupate abusivamente, al proprietario di questo bed and breakfast. Si spera che il ministro Piantedosi intervenga così come ha promesso al più presto, ordinando lo sgombero di questo edificio. Lo stesso inquilino del Viminale ha incontrato il presidente del Veneto, Zaia, a Venezia, una visita che ha sottolineato la forte collaborazione tra governo centrale e il Veneto, e poi Piantedosi ha partecipato al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura di Venezia. Allora, riunione molto proficua, come sempre avviene da queste parti. Abbiamo fatto un'analisi della situazione che sicuramente è impegnativa, anche se per carità ci siamo compiaciuti del fatto che il sistema di sicurezza territoriale è tale che anche episodi molto gravi come quei 2 omicidi successi di recente fa sì che poi almeno in una fase successiva vengano gli autori quasi nell'immediatezza, in poco tempo assicurati alla giustizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul tema della sicurezza in città ha riconosciuto la complessità della situazione a Venezia, ma ha sottolineato l'efficacia delle risorse statali nel risolvere i recenti omicidi. Durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, Piantedosi ha discusso di piano per la sicurezza nella stazione di Mestre e di misure contro i borseggi. Ha sottolineato l'importanza del contributo delle forze armate nel progetto Strade Sicure, annunciando allo stesso tempo l'arrivo di 120 nuovi agenti delle forze dell'ordine tra dicembre e gennaio. Qui tra dicembre e gennaio ci sarà un'immissione di nuove risorse, circa 120 unità di personale tra le 3 forze di polizia destinate proprio all'area metropolitana di Venezia. Chiaramente è solo uno step legato al momento temporale di cui stiamo parlando, ma proseguiremo anche l'anno prossimo su questo sostegno a quelle che sono il turnover, il ringiovanimento degli organici un po' su tutto il territorio nazionale. Il ministro ha dichiarato che il modello delle key box per l'alloggio dei turisti è da superare. A noi interessa l'effettività dell'accesso
processo, cioè non assecondare meccanismi che di fatto possono creare un'elusione della norma che prevede che chi accede a strutture alberghiere debba essere compiutamente identificato. Riguardo agli ultimi scontri con le forze di polizia durante lo sciopero a Torino, Piantedosi ha cercato di stemperare gli animi. L'esercizio del diritto di sciopero è una delle più nobili garanzie, diritti. Ministro degli Interni Piantedosi, vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto a proposito case occupate da finti turisti. C'è chi è rimasto 3 anni e chi si è fatto pagare per andarsene. L'episodio di Padova non è isolato, almeno 2 i precedenti. Come si tutelano i locatori e perché spesso preferiscono non mettere a disposizione gli appartamenti. No? Quando ci si chiede ci sono le case sfitte, ci sono le case sfitte perché rischi poi che vengano occupate definitivamente. Cosa si può fare? Un'odissea tra prefetti e polizia, per l'urgenza ci vogliono mesi. Andrea Gatto dell'Aspi di Treviso dice ad un proprietario: tocca la beffa di danni e bollette da saldare, se ci sono bambini i tempi si allungano. Cortina, Briatore vende le quote del caminetto con un guadagno del 300%, Olimpiadi Zanatta mai snobbate, ma investire da sponsor era troppo costoso. È il presidente di Tecnica Group che ha spiegato al Corriere del Veneto le ragioni per le quali non ha investito nelle Olimpiadi. Edoardo Bove salvato da morte improvvisa, screening e test genetici possono proteggere molte vite. La professoressa Cristina Basso, direttore di patologia cardiovascolare all'Università di Padova, che parla. E poi medici a gettone, giro di vita del ministro, il Veneto ora non può farne a meno. Non soccorse Eleonora dopo un incidente, rinnovato il contratto di medico di base ad Anna Maria La Manna. E mentre il ministro Piantedosi incontrava i politici del territorio, in Canal Grande gli attivisti al grido di mobilitazione a Roma il 14 in protesta in barca venivano fermati a Rialto dalle forze dell'ordine. Forse non capito che questa città non ti vuole! Protesta in barca degli attivisti del collettivo occupato Morion e della rete nazionale No DDL Sicurezza, tra i promotori, contro il ministro Piantedosi e la giunta Brugnaro. Questa città non vuole i personaggi a cui oggi stringi le mani per parlare di sicurezza, della vostra sicurezza! La manifestazione di protesta con striscioni, slogan e fumogeni lungo il Canal Grande, con gli attivisti tenuti a loro volta sotto controllo e successivamente bloccati a Rialto da polizia e finanza che li seguivano a stretto giro a bordo delle rispettive imbarcazioni. Siamo qui a resistere per garantirci un futuro migliore, quel futuro che ogni giorno ci togliete dalle mani. Tra le rivendicazioni del dissenso, la richiesta di maggiori finanziamenti al welfare, la questione casa, con gli alloggi Erpa, Venezia e Liberi abbandonati perché non occupati da chi ne ha bisogno, il ventilato ritorno delle navi da crociera in laguna, così gli attivisti, con, non ultimo, il riferimento alla tragica morte dell'amico Giacomo Gobbato, il 26enne ucciso a coltellate a fine settembre scorso a Mestre, nel tentativo di difendere una donna da una rapina in Corso del Popolo. Il tutto al grido di no alla repressione e all'abbandono del territorio, tra le rivendicazioni e contro il DDL Sicurezza, avverso il quale la mobilitazione, promettono, continuerà da tutto il Veneto per ritrovarsi il prossimo 14 dicembre a Roma con partenze da Venezia. Servizio di Anna Maria Parisi, accusato di stalking dalla sua fiamma 74enne, dalla sua ex fiamma 74enne, lui però a 78 anni non ha nessuna intenzione di mollare e il giudice a questo punto lo mette agli arresti domiciliari, un irriducibile dello stalking accaduto a Preganziolo.
Si erano conosciuti in una balera, lui 78 anni, lei 74. Una notte di passione, ma la storia finisce subito, almeno per lei. Siamo nel 2017. Il pensionato innamorato vuole rivedere a tutti i costi la sua amata, tanto da trasformarsi in uno stalker. La segue, le invia SMS, la chiama. La donna esaurita decide così di denunciarlo. L'uomo è stato condannato con sentenza passata in 2 gradi di giudizio, ma il pensionato non rinuncia e, passato qualche tempo, torna nuovamente alla carica. Alla donna non rimane che presentare una nuova denuncia e si apre l'ennesimo procedimento penale. Così, dopo vari provvedimenti, dal divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico che l'anziano si rifiuta di mettere, o l'obbligo di firma al quale non si presenta mai, quella firma, ha detto al giudice, è una cosa che mi verrebbe da dire stupida, ogni giorno devo andare a salutare i carabinieri e non so perché. Per lui scattano gli arresti domiciliari, ma il dubbio che ci ripensi e lasci stare la donna è più che mai lecito. È in forte aumento anche la violenza domestica. Uno degli episodi è accaduto a Vittorio Veneto e rimane in carcere il 20enne che aveva picchiato i genitori. Voleva i soldi sempre di più e se non li otteneva aggrediva e picchiava i genitori. Una situazione di violenza domestica che ha costretto una mamma ed un papà, barricati in camera da letto, terrorizzati dal figlio di 20 anni, a chiedere aiuto ai carabinieri. È accaduto a Vittorio Veneto. Per il giovane sono scattate le manette. L'arresto è stato convalidato ed il giovane rimarrà in carcere. Il ragazzo da qualche tempo era aggressivo, minacciava la famiglia. Nessun problema di alcol né di droga. Un rapporto, quello tra il 20enne e i genitori, che si è incrinato tanto da rendere impossibile la convivenza, una vicenda conosciuta anche ai servizi sociali. La situazione la conoscevamo, è una situazione molto difficile, ripeto, da parte del ragazzo, e cerchiamo per quanto possibile di essere vicino sia alla famiglia che al ragazzo stesso. Il ragazzo fino a qualche mese fa era in cura presso il centro di salute mentale, poi aveva chiesto e ottenuto di essere volontariamente dimesso e privo del supporto psicologico e soprattutto dei farmaci la sua rabbia è tornata ad esplodere. A scatenare l'ennesima lite, la pretesa di avere i soldi per comprarsi le sigarette. I genitori avevano pensato di accontentarlo dandogli 20 euro a settimana, una somma però che lui terminava già il mercoledì, tornando a chiedere ai genitori altro denaro. La situazione è degenerata sabato scorso. L'intervento dei carabinieri di Vittorio Veneto ha messo fine a questo calvario. Quando il giovane ha visto i militari ha opposto resistenza. Portato in carcere a Santa Bona per maltrattamenti e resistenza pubblica ufficiale, è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto che rimarrà in carcere fino a quando non sarà trovata una comunità disposta ad accoglierlo e in cui possa andare ai domiciliari. Molti sono i giovani con gravi disagi, un fenomeno preoccupante. Queste situazioni accadono sempre più spesso e questo ci deve far riflettere su cosa fare per la nostra società, no? Quindi deve esserci una collaborazione, ripeto, da parte delle istituzioni, delle politiche sociali, delle forze dell'ordine. Il pensiero, ha spiegato il sindaco, va alla famiglia che si è trovata a vivere un incubo. Servizio di Daniela Sizia, disabilità e barriere architettoniche in città. Oggi la passeggiata empatica degli assessori comunali di Vicenza che proveranno cosa significa passeggiare per Vicenza in sedia a rotelle. Per noi Daniele Garbin e Simone Squarcina con gli assessori comunali Matteo Tosetto e Isabella Sala. A Vicenza si parla di empatia, che è quella qualità nell'uomo che è in qualche modo immedesimato nei problemi, nelle emozioni, soprattutto nelle situazioni dell'altro, che sia un essere umano o sia anche un animale. In questo caso si parla di disabilità, i problemi che i disabili hanno nell'affrontare la vita quotidiana a Vicenza. Com'è l'assessore al Comune di Vicenza Matteo Tosetto alle politiche sociali? Buongiorno a tutti. Ed è in possesso di una maschera in questo momento sulla fronte perché stanno per partire le passeggiate empatiche. Quindi l'empatia è proprio questo, la prova che con l'associazione che è alle spalle dei volontari che desiderano mettersi dalla parte di chi ha difficoltà, in questo caso visive da parte dell'assessore, altri invece motorie con le carrozzelle, affronteranno un percorso. Ecco, mi spiega questo senso, lei è già pronto proprio per partire? È un'iniziativa che si è pensata insieme a tutte quelle realtà del territorio, comprese quelle associazioni di familiari di persone con disabilità del tavolo permanente del Comune di
di Vicenza, un'iniziativa rivolta proprio a far capire anche alle altre persone che cosa significa avere una disabilità. Quindi alle nostre spalle vediamo persone in carrozzina, vediamo persone non vedenti, vediamo persone con delle disabilità anche psichiche, proprio perché nel quotidiano comunque queste persone hanno delle difficoltà. Quindi noi oggi, ci sono diversi amministratori insieme a me, proveremo l'esperienza di percorrere il centro storico. Io ad esempio proverò l'esperienza di un non vedente. Allora, è proprio sull'esperienza è il cambio di passo, insomma, perché al di là di tante parole, la demagogia, è proprio fare esperienza di una disabilità che può cambiare radicalmente anche punto di vista. Ecco, ci saranno delle conseguenze, Assessore, magari a seguito di questa esperienza che farete, proprio anche come politici, come amministratori, e magari porteranno dei risultati, dei cambiamenti o inizieranno? Ma l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di inclusione, cioè l'inclusione è importante soprattutto per le persone con disabilità che devono assolutamente vivere normalmente la loro vita nel quotidiano. Quindi l'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e anche quello di sensibilizzare noi amministratori su una maggiore accortezza rispetto ai nostri provvedimenti. Certamente una delle questioni importanti è quelle che stiamo seguendo insieme anche ai lavori pubblici, quello che è il piano dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Oggi in regia ci sono Renato Capoia e Andrea Basso. Andiamo a Treviso, dove c'è stata la manifestazione contro il Park Vittoria. Vediamo le immagini dei manifestanti. Sono state raccolte 5.000 firme da parte dei residenti dei quartieri limitrofi che non vogliono che ci sia questo Park Vittoria. Il Comune intende procedere, ma c'è questa protesta, si parla di lavori che andranno avanti per troppo tempo. Vedete 5.000 firme contro il Park Vittoria, questo è il consigliere comunale Zabai, questo è il consigliere un altro politico trevigiano, Luigi Calesso. Rispetto per il sottosuolo, sicurezza per gli abitanti, rispetto alla sicurezza sia ai bus, insomma una serie infinita di cartelli, una città moderna ed europea. Sentiamo se c'è l'audio, sentiamo De Nardis. Che riguarda il Park Vittoria. E diciamo che un primo risultato è stato conquistato, è stato quello della sospensione delle firme. Siamo arrivati a 5.000, mi sembra, 52 firme tra online e cartacee. L'amministrazione perché ascolti non solo le voci dei trevigiani, ma anche le prospettive vere di una città che vuole essere moderna, che vuole affrontare il futuro con quelli che sono i temi al centro, la sostenibilità, una pedonalizzazione del centro. Adesso qui con in mano proprio le firme che pesano anche politicamente. Pesano politicamente perché sono 5.052 firme per un'altra città, per un altro modello di sviluppo, per un altro modello di mobilità che metta al centro le esigenze dei cittadini, la sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale. Allora, c'eravamo anche noi di Antenna 3, ovviamente con Lina Paronetto. Andiamo a vedere un uomo che è precipitato con l'ultraleggero e si è schiantato contro un muro del cimitero ad Asiago. È rimasto ferito un 52enne. Se l'è vista brutta un 52enne precipitato con il suo ultraleggero durante la fase di decollo. L'incidente ad Asiago in via Ceresara. Il pilota, per cause ancora da capire, è finito contro il muro perimetrale del cimitero, riportando ferite serie, anche se non è in pericolo di vita. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza il velivolo, mentre il 52enne è stato assistito dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito con l'eliambulanza a Vicenza. Sul posto, per i rilievi, carabinieri di Canove. Torniamo a Vicenza perché c'è la questione sicurezza. Si intensifica in questo periodo dell'anno la diffusione dei furti in casa, ne parliamo tutti i giorni, non soltanto a Vicenza, è un flagello quello dei ladri negli appartamenti. Siamo andati comunque a Vicenza nel quartiere di Polegge, tra le zone ultimamente la più bersagliata dai malviventi.
Il quartiere di Polegge bersagliato ripetutamente ancora dai ladri. L'ultimo episodio risale a domenica, quando una banda, nel tentativo di sottrarre bobine di rame, è stata sorpresa dagli agenti delle volanti allertati da alcuni residenti. I cittadini in questo periodo, infatti, cercano di fare rete e segnalare quanto di anomalo o sospetto si sta verificando in zona, soprattutto negli ultimi giorni. Una raffica di furti si è verificata la scorsa settimana, una decina le case visitate in un solo giorno dai malviventi nel giro di poche ore. La tecnica usata è la stessa, piccoli fori praticati su porte e finestre in prossimità delle serrature. Sì, è un brutto momento, infatti tipo una casa che conosco anche lì hanno rubato un sacco e tipo hanno spaccato tutte le fessure, le finestre, cioè è stato un brutto periodo insomma in questi ultimi giorni. Mi hanno pure rubato una bici qua, tipo che non l'avevo legata, l'avevo lasciata dentro richiusa in una casa e mi sa che hanno saltato e l'hanno rubata. Purtroppo siamo invasi dai ladri. In tutte le abitazioni vengono a scassinare, a rovinare, a distruggere tutto quello che abbiamo messo da parte. La percezione è che siano anche di più degli anni scorsi, forse c'è un senso di essere impuniti? Esatto, anche questo, c'è proprio la mancanza di essere puniti. Quando vengono presi dovrebbero essere un po' più rigide le leggi. Bisogna tenerli dentro, prenderli e tenerli dentro e poi dopo diciamo che la polizia li prende, i magistrati li mollano. Quindi bisogna che anche i magistrati avessero il potere di... perché anche loro, quelle sono le leggi, non è che possono... Lei ha paura? Ovvio sì, e soprattutto anche uscire di notte né di sera. Bisogna un po' munirsi di antifurti eccetera, però non è piacevole. Ma c'è paura, c'è più ritorsione, c'è voglia di... Certo che c'è paura, sì. In 30 anni che abitiamo qua non ho mai avuto problemi. Il suo segreto qual è? L'antifurto. Cos'è, un cane? O... No, l'antifurto vero e proprio, un bel impianto. Io ho cominciato 30 anni fa a fare impianti antifurto, ne ho seminati tanti qua in zona. Non è sufficiente, perché anche se suona l'allarme vanno dentro lo stesso, perché nessuno vede niente. E quello è il problema. In Italia siamo messi così, se non dire peggio. Ecco, cosa bisognerebbe fare? Qualcuno sollecita leggi diverse. Le leggi, chi viene preso che fa certe cose, se non sono italiani, fuori subito dai piedi intanto, che vanno a casa sua. E più severi su tutto. Andiamo ad Enego sull'altopiano perché la Guardia di Finanza ha scoperto una discarica abusiva. Sentiamo Mirko Cavallin. Era tutto ammassato in una via del centro di Enego, nascosto ma nemmeno troppo da alcuni teloni. Sono stati i finanzieri della tenenza di Asiago, insieme ai tecnici dell'ARPAV, a scoprire la violazione e denunciare il proprietario dell'area. In questa vera e propria discarica non autorizzata c'era di tutto: condizionatori, grandi elettrodomestici, apparecchi elettronici, motori elettrici, pneumatici, mobili o parti di mobili in legno e in metallo, bidoni con cavi elettrici, batterie, rottame ferroso, strumentazione in disuso proveniente da installazioni per antenne o ripetitori, cavi in rame e numerosissimi oggetti di uso comune. La denuncia è per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato l'intera area per evitare ulteriori danni all'ambiente circostante. Cambiamenti climatici, spesso raccontiamo di fiumi in piena di alluvioni, poi ci sono anche cambiamenti, prevedono anche i fiumi in secca, il Brenta. Vediamo il Brenta. Buongiorno da Bassano del Grappa, dalle rive del fiume Brenta, con il presidente del consorzio di bonifica Brenta, Enzo Sonza, presidente in uscita, tra poco parleremo delle elezioni. Il fiume è in modalità invernale, presidente, più basso del solito, a che livelli siamo? Siamo sulle portate minime perché è già un mese che non piove più, sopra non ha nevicato e quindi non scende l'acqua più di tanto, ma non ne abbiamo nemmeno bisogno, visto cosa è successo qualche mese fa che ne è caduta anche troppo. Sta bene anche un momento di rilassamento, che il terreno non ha certamente bisogno di tanta acqua in questo momento. Adesso infatti la stagione agricola è ferma, non c'è bisogno di acqua, però questo tema ci porta a parlare della gestione della risorsa acqua anche in vista dell'estate. L'inverno dovrebbe essere la stagione in cui se ne mette un po' da parte. Sì.
Esatto, la gestione dell'acqua è sempre più complicata negli ultimi tempi perché abbiamo visto cosa è successo anche quest'anno, troppa piovosità e poi dobbiamo aspettarci degli anni alternanti, anni di troppa piovosità e anni che si susseguono sempre di siccità e quindi la difficoltà anche della gestione di riuscire a starci dentro tutti e due gli eventi, cioè a riuscire a non avere problemi quando ce n'è troppa e riuscire a avere il minimo necessario quando invece questa risorsa così preziosa comincia a scarseggiare. E questo è il ruolo dei consorzi, no? Appunto la gestione della risorsa dal cielo, dalle montagne, da quella che cade dalle grondaie. In questo senso lei sta chiudendo il suo mandato, ci può parlare un po' del bilancio? Beh, il bilancio ritengo sia estremamente positivo perché sono tanti gli investimenti che sono stati calati sul territorio. Lunedì scorso abbiamo fatto l'ultima assemblea, abbiamo apportato altri 13 milioni di interventi sul territorio. Uno riguarda proprio la zona qui di Rosà e Tese sul Brenta, 9 milioni e 850 mila per la costruzione di un nuovo impianto pluvirigo di 600 ettari. Un altro intervento a Sandrigo, la zona nord di Sandrigo, per 1 milione e 900 mila, sempre di trasformazione irrigua. Interveniamo dove i privati hanno un pozzo privato e noi li portiamo l'irrigazione a pioggia risparmiando l'acqua di falda e utilizzando l'acqua del fiume Brenta. L'allacciamento verrà preso dalla centrale che abbiamo inaugurato un mese fa a Colcerese, quindi è un'opera molto importante e attesa sul territorio e servirà anche da fare dalla ricarica della falda. Un altro intervento che abbiamo fatto la variazione di bilancio di 800 mila euro è sul canale settimo a Montegalda, che è già stato oggetto di intervento l'anno scorso per 1 milione di euro. Adesso si sta proseguendo l'istazionamento a Montegalda e si vuole arrivare fino a Torre di Quattrezolo e alle Piramidi. È un canale lungo 4 km e 700 metri che mette in grossa difficoltà quando ci sono degli eventi estremamente piovosi come sono stati nei mesi scorsi. Quindi il tema della gestione dell'acqua è molto importante, è importante anche andare a votare. Di solito alle votazioni dei consorzi di bacino ci va pochissima gente, sotto il 6%, anche meno in alcune situazioni. Ai cittadini comuni a cui è arrivata la comunicazione a casa in questi giorni, perché andare a votare? È importante andare a votare perché abbiamo visto quanti e quali sono gli interventi che fa il Consorzio sul territorio, l'importanza degli interventi che fa il Consorzio nel territorio si vedono nei momenti estremi, quando c'è tanta acqua e quando c'è poca e quando c'è la siccità. Basta guardarsi attorno dove non ci sono i consorzi di bonifica o dove ci sono i consorzi di bonifica che sono gestiti male, cosa sta succedendo sul territorio. Quindi col cambiamento climatico è importante che ci siano nella gestione dei consorzi di bonifica delle persone capaci che conoscono il territorio, che vivono nei campi, che vivono nell'agricoltura e che possono esprimere con la loro presenza le idee e portarle avanti. Noi abbiamo, penso, governato in questi 10 anni, abbiamo dimostrato cosa abbiamo calato sul territorio, abbiamo passato dei momenti molto difficili, ripeto il Covid, 2 anni del 2020 e 2022, la grave siccità del 2022, gli aumenti dei costi, abbiamo fatto degli investimenti importanti, riordino di tutti quanti i fabbricati, riordino l'acquisto di nuovi mezzi, stiamo investendo fortemente sul fotovoltaico per risparmiare energia elettrica e non abbiamo aumentato nel 2024, non aumenteremo nel 2025, gli investimenti che abbiamo messo in atto saranno quelli che potranno anche superare i prossimi anni senza subire ulteriori aumenti, senza subire ulteriori aumenti di costi per i contribuenti. Speriamo di continuare, che ci venga data la possibilità di continuare su questa strada perché di lavoro ce n'è veramente tanto. E dalle fredde rive del Brenta di Bassano del Grappa ringraziamo il presidente Enzo Sonza, Alessandro Costacuta la parte tecnica, a voi la linea. Grazie a Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta. Questo era, diciamo, il Brenta non proprio in secca, ma insomma con i livelli delle acque molto bassi, ma ci sono stati periodi in cui i comuni del Vicentino, in particolare quelli della Riviera Berica, sono stati fortemente danneggiati dalle alluvioni. Tra i comuni maggiormente colpiti, quello di Longare,
dove c'è oggi una forte preoccupazione per la spesa straordinaria fin qui affrontata. Noi ricordo che abbiamo un bilancio in negativo perché abbiamo un debito di fuori bilancio di oltre 200.000 euro, fatto proprio per mettere in essere tutte quelle che sono le misure di somma emergenza di prima sicurezza. Se queste risorse non ci verranno riconosciute sarà molto difficile riuscire ad andare avanti nell'attività amministrativa futura. È la drammatica situazione in cui si dibatte il comune di Longare dopo aver subito i gravi danni per il maltempo lo scorso settembre. L'amministrazione comunale ha inviato al Dipartimento della Protezione Civile regionale tutta la documentazione degli interventi fatti. Lo stato di emergenza richiesto dalla Regione Veneto però non è ancora stato né confermato né negato dal governo, una situazione di stallo che inquieta gli amministratori locali a ridosso della fine dell'anno. E noi abbiamo fatto una prima quantificazione dividendo le somme tra somme emergenza, cioè somme già spese che servivano a mettere in atto immediatamente per mettere in sicurezza il territorio, che sono oltre 600.000 euro, da quelle che invece sono una serie di interventi della riduzione del rischio residuo, che sono oltre 4 milioni, quindi è un complessivo di circa 4 milioni e mezzo. Queste sono delle risorse che per noi sono estremamente importanti per incidere su un tema fondamentale che è la prevenzione dal rischio idrogeologico. Longare non è stato il solo comune della Riviera Berica a subire l'impeto delle precipitazioni che hanno da una parte congestionato la rete di scolo secondaria e dall'altra provocato lo smottamento dei terreni sui pendii dei colli, con il distacco di pericolosi massi a ridosso dei centri abitati. 12 comuni berici che attraverso la provincia di Vicenza hanno chiesto formalmente aiuto al governo. Più di qualcuno è appunto nella situazione nostra, noi purtroppo siamo stati anche particolarmente colpiti, l'ondata di maltempo si è concentrata in maniera un po' più significativa all'interno del nostro territorio, quindi le conseguenze sono state anche maggiori all'interno del nostro territorio. Ovviamente, come si è sempre detto, se le risorse non ci vengono riconosciute, quindi se lo Stato nega l'emergenza, allora forse non ha più senso andare avanti a rappresentare lo Stato nell'azione amministrativa. A Bassano del Grappa il 2025 sarà l'anno del Ponte della Vittoria con una nuova ed imponente campagna di lavori. Sentiamo Ferdinando Garavello. Il 2024 è stato l'anno del Ponte Nuovo sottoposto a imponenti lavori di sistemazione. E anche il 2025 sarà l'anno del Ponte Nuovo o della Vittoria. Scatta con i primi documenti ufficiali in albo pretorio la seconda parte della campagna di interventi sul ponte, che rappresenta un elemento di continuità fra la precedente amministrazione e quella di Nicola Finco, con gli assessori che si passano il testimone e in questo caso anche un faldone piuttosto pesante. Sì, piuttosto impegnativo, soprattutto dal punto di vista strutturale, e come era stato programmato, prima si è fatta la parte dell'impalcato che era quella che creava i grossi problemi per le infiltrazioni d'acqua sulla parte sottostante, adesso si deve intervenire invece sulla parte meno nobile ma sicuramente più importante per un ponte, che è quella delle strutture. Strutture, quella della parte che non si vede, colpite dal passare degli anni, che presentano distacchi di cemento e altre magagne che dovranno essere sistemate in questa imponente campagna di lavori. Forse il ponte principale, anzi è il ponte principale di transito automobilistico per la città. Ponte che da tempo, a parte gli autobus, è già vietato ai mezzi pesanti perché qualche problemino, voglio dire, sui grossi pesi c'era. Adesso con questo intervento invece andremo sicuramente a migliorare una struttura che del suo è già potente perché è fatta con sistemi militari. La viabilità non risentirà durante questo intervento delle ricadute che i bassanesi, e non solo loro, hanno vissuto durante la prima fase dei cantieri. L'operazione sarà condotta tutta dal basso. Il 2025 sarà l'anno appunto della progettazione del secondo stralcio del Ponte della Vittoria, che è quello che riguarda tutta la parte sotto l'impalcato stradale. E le previsioni sono quelle che, una volta superato lo scoglio con la soprintendenza sulla tipologia di intervento, quello verso fine anno, riuscire magari già a mettere in cantiere l'opera. Il ponte è un elemento storico, in quanto tale è sotto la lente della sovrintendenza. Anche il Ponte della Vittoria è un bene monumentale, quindi ogni tipologia di intervento importante come quello che affronteremo deve essere concordato nei passaggi proprio con la soprintendenza, che da questo punto di vista è sempre molto collaborativa, ma è chiaro che con lei devono essere concordati quelli che sono i materiali e anche le procedure di intervento. Una situazione, quella della struttura, che va tenuta d'occhio. L'intervento posto sull'impalcato superiore ha sicuramente migliorato la situazione in termini di percolazione, però è chiaro che la parte sottostante deve essere assolutamente presa in mano con gli interventi appunto strutturali.
E questa era la redazione di Bassano del Grappa. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito. Una notizia dalla prima pagina del Gazzettino Online: è morta a Treviso Petra De Zanet a 54 anni, fatale la ricaduta dopo un tumore per l'ex consigliera comunale. Mario Conte ha commentato: era una combattente, ha saputo rappresentare il mondo femminile in tante battaglie. Torniamo alla cronaca. A Padova è stato arrestato un 22enne tunisino che stava aggredendo una ragazza, ha tentato di sfuggire all'arresto e nelle mutande gli è stata trovata anche una dose di droga. Sentiamo. La polizia lo ha sorpreso mentre in piena notte stava litigando e importunando una ragazza in via della Croce Rossa in zona Stanga a Padova. Alla vista degli agenti lo straniero ha tentato di scappare a piedi ma è stato bloccato. La ragazza a bordo di un monopattino stava cercando di allontanarsi ma lui l'aveva rincorsa e strattonata. Poi ha cercato di colpire con calci e pugni i poliziotti che però lo hanno bloccato e arrestato per resistenza pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 22enne tunisino senza fissa dimora con precedenti per droga e sottoposto anche al divieto di avvicinamento all'ex compagna. In tasca aveva 2 dosi di cocaina mentre nelle mutande nascondeva alcune dosi di hashish. Dopo l'arresto veniva disposto il trasferimento al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. La ragazza coinvolta nella lite invece si è dileguata nel nulla mentre i poliziotti inseguivano lo straniero. A Candiana un rider è stato derubato, rapinato anzi, da un cliente a cui stava consegnando la pizza. Sentiamo. Si è fatto consegnare la pizza e poi, armato di coltello, ha rapinato il rider non solo del cibo ma anche di tutto l'incasso. È accaduto domenica sera a Candiana. I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di un 51enne pakistano che in stato di agitazione ha raccontato di essere stato derubato e minacciato di morte. In manetta è finito un 34enne del posto. Il rider stava effettuando la consegna con la propria auto in un'abitazione della zona. Dopo essere stato invitato dal cliente a fare inversione di marcia nel cortile, è stato avvicinato dall'uomo con il volto coperto che gli ha puntato un coltello alla gola e si è fatto consegnare la pizza e la somma di 100 euro in incasso delle varie consegne. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione del 34enne trovando sopra il tavolo di casa la scatola della pizza e il coltello che è stato sequestrato. Andiamo adesso, parliamo di sanità e il taglio dei medici gettonisti. Sentiamo. Da Treviso con il direttore Benazzi. Noi stiamo tenendo in piedi, grazie ai nostri collaboratori, quindi medici, infermieri, OSS, un sistema che ha una carenza di personale perché non si trova. L'US 2 non trova personale, contemporaneamente il governo mette un tetto importante sui compensi a medici e infermieri che lavorano in libera professione. È la categoria dei gettonisti che di fatto sta sostenendo le strutture sanitarie di tutta Italia, con compensi però molto diversi da regione a regione. Ora il tetto è stato fissato a 85 euro l'ora per il pronto soccorso e rianimazione, 75 euro per gli altri reparti. Limiti che potrebbero disincentivare il personale sanitario, con il rischio di rallentare non poco la sanità trevigiana e veneta. I cosiddetti gettonisti ci aiutavano a portare avanti il sistema. Per carità, speriamo che grazie all'ampliamento nelle scuole di specialità di trovare tutti gli specialisti entro il 2025. Dal canto suo la Regione sta cercando di fermare la fuga del personale sanitario e del pubblico intervenendo su 2 fronti: maggiori retribuzioni e miglioramento di qualità della vita. Abbiamo approvato in Consiglio regionale una legge che fa parte di un piano straordinario contro la carenza del personale sanitario. 2 tipi di azioni concrete: un fondo straordinario di 150 milioni di euro nei prossimi 3 anni per incrementare la retribuzione economica dei medici e del personale sanitario. La seconda azione è stata individuare tutta una serie di iniziative assieme a personale specializzato per favorire il benessere organizzativo, i tempi di vita e di conciliazione del personale che opera, soprattutto nei ospedali meno attrattivi.
E questa era la Presidente della Commissione Sanità della Regione del Veneto, Sonia Brescacin. Parliamo di alluvioni, terremoti, incendi. Centinaia di studenti degli istituti Sansovino e Obici di Oderzo hanno partecipato all'esercitazione organizzata dalla Protezione Civile regionale per imparare l'approccio corretto alle situazioni del rischio di emergenza. L'elicottero del SUEM 118 che atterra sul campo sportivo davanti a centinaia di studenti è il momento più spettacolare della giornata dedicata alla cultura della sicurezza organizzata dalla Protezione Civile regionale ad Oderzo, una manifestazione iniziata con la simulazione di evacuazione degli allievi degli istituti Sansovino ed Obici in caso di incendio e terremoto per insegnare ai ragazzi comportamenti corretti da tenere in caso di emergenze. Io credo ci sia molto da lavorare in questo paese ancora sulla cultura della sicurezza e prova ne sia il fatto che ogni volta che piove ci sono gli argini pieni di gente che va a farsi i selfie e questa è l'ultima cosa che andrebbe fatta, così come non andare nei luoghi dove ci sono gli incendi. E ci sono invece delle azioni che possono essere e devono essere messe in atto da ogni singolo cittadino per garantire e migliorare la risposta del soccorso. Sono le manovre di autoprotezione che è giusto che i ragazzi conoscano. Obiettivo: imparare ad approcciarsi in maniera corretta al rischio e far conoscere ai ragazzi quanto complesso sia il sistema della Protezione Civile regionale, fiore all'occhiello del Veneto. Poi la speranza è quella che poi i ragazzi si appassionino, magari alcuni di loro si appassionino al mondo dei soccorsi, scelgano una divisa per poi indossarla quando saranno più grandi. E grande è stato l'entusiasmo dei ragazzi. È stato molto bello perché abbiamo visto comunque dal vivo, no, i mezzi che usano la Protezione Civile. È stato molto istruttivo, abbiamo capito soprattutto come intervengono i soccorsi. Abbiamo visto tanti veicoli, tanti mezzi che salvano tante vite. In caso di terremoto abbiamo capito come essere ordinati e come uscire in ordine. Devi anche avere, secondo me, anche essere proprio una persona forte, non solo fisicamente ma anche mentalmente, perché in situazioni di paura e panico devi riuscire a stare, sì, avere il sangue freddo e poter dare una mano. E qualcuno ha iniziato anche a riflettere su un eventuale impegno futuro nel mondo della sicurezza. Sì, è uscita fuori qualche idea che a qualcuno è interessato molto, anzi altri sono anche entrati dentro la macchina e hanno detto anche che gli piacerebbe fare questo mestiere. A me è piaciuto molto il lavoro dei pompieri che salvano la vita agli altri. Un mestiere che è molto difficile, però soddisfacente, sì. Aiutare gli altri, il prossimo, salvare vite. A Padova, a Palazzo della Ragione, la festa per i 156 anni della Polizia Locale. C'erano tutti i corpi della Polizia Locale di Padova, cinofili compresi, schierati a Palazzo della Ragione per la cerimonia del 156esimo anniversario della fondazione del Corpo, occasione per premiare gli agenti che si sono distinti in operazioni durante l'anno, con il comandante Lorenzo Fontolan, il sindaco Sergio Giordani e l'assessore alla Polizia Locale Diego Bonavina. Un'occasione per dare voce ad alcune preoccupazioni, a partire da quella espressa dal primo cittadino che nel ringraziare le donne e gli uomini del Corpo ha spiegato come i tagli del governo agli enti locali si rifletteranno inevitabilmente anche su di loro. La logica è che se 4 vanno in pensione 3 vengono assunti, per cui tocca a tutti quanti ed è un problema questo, perché ogni anno vanno in pensione circa a Padova circa 100-110 persone, per cui vuol dire che un quarto non viene assunto per cui mancherà il personale. Nel prendere la parola Diego Bonavina non ha eluso un argomento di grande discussione, l'assegnazione del taser agli agenti. Quello che auspico è che ci si sieda a un tavolo, soprattutto con i sindacati che portano avanti questa rivendicazione, questa proposta, e come sempre è successo, se ne esce sempre con un qualcosa di condiviso. Ma su un punto Bonavina è stato chiaro. Io non sono assolutamente contrario all'utilizzo del taser perché lo ritengo un grande strumento a tutela degli agenti del corpo di polizia locale. Dico anche che però bisogna valutare dove siamo e secondo me a Padova non c'è la necessità di avere il taser, non ci sono i presupposti, non è una città dove c'è
la possibilità che si vada in giro e che possa succedere qualcosa. Questa è la storia, questa degli ultimi anni è questa. Se dopo torniamo indietro di 30-40 anni, forse Padova era una città molto più pericolosa da questo punto di vista, e forse 30-40 anni fa forse il taser era necessario averlo. Adesso secondo me non è questa la situazione, però ribadisco, siamo qua, parliamone. Una notizia dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: carne suina cruda, 10 casi di salmonellosi in provincia di Belluno. L'ULSS avverte di stare attenti soprattutto con i bambini. Dalle coperte solidali al servizio di accoglienza nel comune di Venezia ha preso il via il cosiddetto piano freddo in aiuto dei senza fissa dimora. A Venezia saranno 110 giorni di attività e accoglienza dei senza fissa dimora, con 35 posti letto a disposizione presso la Casa dell'Ospitalità di via Santa Maria dei Battuti a Mestre, che potranno diventare 45 nelle notti più critiche, con 18 operatori dedicati. Il cosiddetto piano freddo di Cafarsetti al via da inizio mese, insieme alla raccolta delle coperte solidali nell'ambito del progetto Taglia il tuo mantello, in collaborazione con Don Natalino, prete della parrocchia San Giuseppe di Mestre. Coperte che saranno distribuite in questi giorni freddi a tutte le persone in strada e a tutte le persone che appunto non vorranno seguire i servizi del comune nei dormitori durante la stagione invernale. Persone a cui serviranno sicuramente generi di conforto e serviranno anche delle coperte. In terraferma tra Mestre e Marghera 10 punti di raccolta delle coperte solidali, iniziativa conclusasi domenica 24 novembre scorso, anche con il grande supporto degli studenti del liceo Stefanini di Mestre. Ci è stato proposto dai nostri professori questo progetto e subito non abbiamo esitato a farne parte, perché per noi è fondamentale appunto collaborare, dare una mano, e quando è possibile anche in questi casi, anche se una coperta o qualsiasi cosa è fondamentale, perché sappiamo che può fare la differenza, e questo è fondamentale, l'aiuto. Grazie ragazzi. Purtroppo non ci sono state misure per evitare la morte di uno sfrattato da casa che è morto di infarto nel garage in cui viveva. È accaduto a Treviso, ma l'uomo era un padovano. Andiamo di nuovo in pubblicità e poi torniamo subito. C'è già aria di Natale in tantissime città, anche a Marostica, le luminarie con il grande albero e l'inaugurazione della pista di pattinaggio. L'accensione dell'albero, l'inaugurazione della pista da pattinaggio su ghiaccio, allestita anche quest'anno nella piazza degli Scacchi, hanno preso il via gli eventi del Natale a Marostica. Luci protagoniste che hanno illuminato anche l'intera cinta muraria, creando un suggestivo gioco di contrasti. Ci tengo a ringraziare sempre tutto il grande lavoro dei volontari, a partire da Pro Marostica per la pista e dalla Compagnia delle Mura per rendere sempre incantevole la nostra città con la cinta muraria che di fatto si vede quasi da tutta la provincia, per cui è un'emozione che riusciamo a regalare in un modo unico, direi, nel nostro evento. Quest'anno c'è anche un grande investimento di illuminazione in centro storico, nel corso principale, dove appunto con l'assessore Bianchin si è lavorato per migliorarla, e sempre una grande collaborazione con i commercianti e un grande lavoro di squadra appunto con tutti i gruppi di volontariato. E poi c'è questa pista da pattinaggio che è sempre una grande attrazione. 500 metri quadri di ghiaccio con la baita in centro e come scenografia il nostro castello, il castello di Marostica della partita a scacchi. Tante le iniziative portate avanti da tutti i volontari che hanno lavorato incessantemente già da oltre 15 giorni per questa pista, ma poi saranno presenti con gli elfi in supporto ai mercatini di Natale e tutte le varie iniziative che si susseguono fino alla vigilia di Natale. E si chiama Lagoon Nativity, 400 statue della Natività lungo i 3 chilometri della laguna veneziana da Cavallino Treporti a Cassavio. Sentiamo Anna Maria Parisi.
È tra le natività quella decisamente tra le più suggestive ed originali, davvero da non perdere, specie per chi è amante della natura e della bicicletta, composta da ben 400 statuine posizionate lungo la laguna veneziana che si estende lungo i 3 chilometri delle Risacche Pordelio, da Cavallino a Casavio. Si chiama Lagoon Nativity, nome inglese che significa appunto il presepe della laguna, quest'anno giunto alla sua seconda edizione. Un altro momento di comunità, un altro momento della nostra tradizione e un'altra occasione per poter passare dei momenti assieme in felicità. L'opera del comune di Cavallino Treporti, realizzata dall'artista locale Francesco Orazio, è ammirabile, dalla pista ciclabile a sbalzo più lunga d'Europa. L'idea mi è venuta una ventina di anni fa, avevo sempre avuto la passione del presepio a casa, lo facevo nella stalla, nei tronchi. Dopo mi è venuta la brillante idea di provare con l'acqua. Siccome è un paese d'acqua. Iniziativa del progetto comunale L'Arte del Presepe, ideato dalla sindaca Roberta Nesto per mettere in rete e valorizzare le natività realizzate da privati cittadini, associazioni e parrocchie. Idea che quest'anno conta ben 20 rappresentazioni sparse su tutto il territorio comunale. I festeggiamenti di questo Natale e di queste feste si concluderanno il 5 gennaio con i Bereloni in piazza Cavallino e a Treporti, e il 6 gennaio con la manifestazione del presepe vivente organizzata da Artiano Bodi. Chiudiamo con il fatto del giorno, cioè l'attesa per la sentenza al processo contro Filippo Turetta, il killer di Giulia Cecchettin. Prima pagina del Gazzettino, è il giorno della sentenza. Turetta rischia l'ergastolo, stretta di mano fra Gino Cecchettin e l'avvocato Giovanni Caruso, e lo zio che ha detto in una nostra intervista non perdono. Ma sentiamo le ultime notizie, le ultime novità da Christian Arboit. Allora è confermato non prima delle 15 la sentenza, Christian? Non prima delle 15, direttore, confermo. L'atmosfera qui a Palazzo di Giustizia a Venezia è come sospesa, chiaramente non potrebbe essere altrimenti. Tutto è in mano appunto della Corte, la Corte d'Assise che si è riunita questa mattina in Camera di Consiglio alle 9:45 dopo un'udienza a lampo nella quale non ci sono state né repliche né controrepliche. Non ha preso la parola il PM Andrea Petroni, non ha preso la parola la parte civile, quindi i familiari per intenderci di Giulia Cecchettin, e non ha controreplicato, non ha aggiunto nient'altro nemmeno Giovanni Caruso, legale di Filippo Turetta. Lo stesso Filippo Turetta non ha rilasciato spontanee dichiarazioni, anche questa era un'ipotesi che girava da giorni, invece si è optato per il silenzio. Tutte le parti hanno optato per il silenzio, quindi la vicenda processuale si è cristallizzata ai giorni della scorsa settimana. Tra lunedì e martedì scorso infatti c'era stata la requisitoria del PM e poi l'arringa difensiva dello stesso Giovanni Caruso. Quindi su che cosa dovrà pronunciarsi la Corte d'Assise? Sul possibile ergastolo a Filippo Turetta, che è accusato di omicidio volontario, e a pesare per l'ergastolo, a influire, sono le 3 aggravanti. La premeditazione, lo ricordiamo, quindi Filippo Turetta che avrebbe pianificato il delitto 4 giorni prima l'uccisione di Giulia, la famosa lista delle cose da fare. Premeditazione quindi la prima. Crudeltà, le 75 coltellate che sono state inferte sul corpo di Giulia Cecchettin, 25 di queste tra il braccio e la mano, segno che la ragazza si è difesa strenuamente. Poi lo stalking, quello tsunami di messaggi che Filippo continuamente inviava a Giulia, sia nel corso della loro relazione sia a relazione finita. Insomma, c'è o no la premeditazione? È chiaro, sarà una sentenza di condanna, però di questo
adesso si sta parlando. Lo scopriremo quindi soltanto dopo le 3 del pomeriggio, quando il giudice scioglierà le riserve e darà appunto la propria pronuncia, quindi c'è attesa per questo verdetto. A Venezia sta guardando buona parte dell'opinione pubblica dell'intero paese. Per il momento è tutto, direttore, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie molte a Christian Arboit, per la parte tecnica Simone Merlo, e chiudiamo questa edizione di Focus TG. Grazie molte ai nostri registi Renato Capoia e Andrea Basso. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.